Siamo in un paese nel quale se ti bocciano il figlio a scuola ricorri al TAR, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Fatto salvo il diritto sacrosanto di ricorrere ai tribunali ogni qualvolta un cittadino si sente parte lesa, riflette il presidente veneto Luca Zaia, esiste anche chi usa la legge per scopi diversi da quello di ottenere giustizia. Per questo il legislatore dovrebbe dare ai giudici gli strumenti per decidere quali sono i veri ricorsi e quali invece sono quelli strumentali. C'è anche chi utilizza i tribunali per bloccare opere, per bloccare attività, per fermare atti amministrativi. Quando è comprovato che questo è solo ostruzionismo, penso sia logico che qualcuno paghi i danni. Su 219 ricorsi riguardanti la regione trattati quest'anno, informa il governatore, ne abbiamo persi solo 19. Ai cittadini tocca però pagare il conto delle spese del personale e quello ancor più salato delle attività e opere pubbliche che non si fanno, dunque un costo sociale. Se tu vedi che stai, comprando delle attrezzature mediche e qualcuno magari fa ricorso semplicemente per inserirsi e creare problemi, penso che quando è dimostrato questo è bene che qualcuno intervenga e chieda i danni, chieda conto del fatto che non è normale bloccare, non è assolutamente normale. Tra gli interventi legislativi che dovranno essere attuati dal nuovo Parlamento, sostiene Zaia, c'è anche quello fondamentale di una modifica alle norme sulla legittima difesa. Al netto puntualizza di un dibattito mediatico che in questi giorni sta avendo una particolare risonanza. Il tema della legittima difesa è chiaro, io sostengo il fatto che il cittadino sia messo nelle condizioni di potersi difendere e non finire sul banco degli imputati se si difende. Chiuso questo capitolo, poi la storia è sempre la stessa da un punto di vista comunicativo. Ci sono dei periodi nei quali i cani azzannano le persone, altri periodi durante l'anno ci si chiede come mai nessun cane morde. Questo è il periodo nel quale si parla spesso di armi, di pistole, per cui tutto fa notizia.